Cari i nostri radioascoltatori, oggi voglio salutare per primi voi i radioascoltatori di Radio Conegliano che ci ascoltano affettuosi con le nostre ricette. Sono quelli che soffrono di più i radioascoltatori perché sentono le nostre ricette, sentono ogni tanto le nostre padelle che friggono, però non possono vedere e purtroppo non possono neanche assaggiare, ma sono costretti a arrivare a casa e ricordarsi tutto e replicare le nostre ricette. Però saluto anche gli amici che ci seguono da Veneto Globe, quelli che giustamente con l'hashtag ci danno qualche consiglio, ci seguono sui canali social hashtag MGCM e anche quelli che sul nostro sito venetoglobe.com ci scrivono consigli, ci scrivono le loro opinioni. Credo di avervi detto tutti, quindi un ciaone, come si dice, a tutti quanti. Adesso chiamiamo la nostra Arianna Barbini, un ciaone anche alla nostra Arianna, anche due baci. Ciao. Oggi, ma oggi partiamo così, oggi puntata breve perché mi ha detto guardi che ho una ricetta proprio facile, quindi ci prendiamo un minuto in più anche per guardi che si è dimenticata ieri sera, questo qui è aperto, Ecco. Quindi secondo me ieri sera dopo aver fatto la ricetta voi qualcosa avete combinato qui nella nostra cucina. Allora cosa andiamo a fare oggi, Arianna? Andiamo a fare un'insalatina veloce e andiamo a farla che diciamo che è un'insalata veloce che può essere servita abbinata ad altre cose, ma in realtà quando io non so che dolce fare diciamo che maschero la situazione e dico che questo è il mio dolce, perché in realtà sono dei sapori molto tenui. Useremo del finocchio e delle arance e poi andremo un po' a dare un po' di brio, insomma un po' di carattere con delle noci tostate. Quindi almeno due degli ingredienti, le noci e le arance, sono tipiche ecco, anche da dolce, voglio sì, dire. Il finocchio magari un po' più improbabile, però andremo a vedere cosa. Sì. Allora io accendo la mia piastra e tosto subito le noci. Le tostiamo sul fuoco, le tostiamo al forno? Allora, differenze? Se uno le tosta al forno ovviamente è meglio, perché però magari è un po' più laborioso. Però è un po' più laborioso, quindi in realtà va benissimo anche su una padella, mettete le noci, non le fate star molto perché sennò si rovinano. Appena sono leggermente tostate le togliete, se dovessimo metterle in forno invece qual è il consiglio? Cioè temperatura e tempi? Io di solito metto il forno intorno ai 130 ai 150 gradi, preferisco a 130 e le lascio all'incirca 10 minuti. Benissimo. Preferisco fare una tostatura diciamo a bassa temperatura per un pochino più di tempo che farla invece al contrario, perché secondo me si perde in realtà un po' l'identità della frutta secca. Per dare un consiglio ai nostri amici, sicuramente in forno verrebbe un po' meglio, sì. Però dovete considerare che per metterle 10 minuti a 130 dovete accendere il forno mezz'ora e quindi anche i consumi ovviamente, se dovete fare un'insalata solo per voi, vanno tenuti in considerazione. Quindi diciamo meglio essere attenti, un po' più presenti ed attenti e farlo sul fuoco. Esatto. Chiedo a Fortunato dalla regia se ci manda anche gli ingredienti, così lei giustamente li ha ricordati, però li vediamo perché i nostri amici a casa, le nostre amiche soprattutto, sono molto puntigliose e ci dicono ogni volta ma mandateci gli ingredienti perché poi noi vogliamo veramente rifare le vostre ricette, e quindi se Fortunato ci manda la solita sovraimpressione poi la leggiamo per tutti. Allora abbiamo tagliato a metà il nostro finocchio, sì, io esatto. Ho levato le punte e sto tagliando il mio finocchio. Io preferisco tagliarlo abbastanza sottile, sì? che comunque è più piacevole, diciamo. Adesso intanto mi stanno dicendo che arriverà la sovraimpressione, eccola qua, guardate, arriverà e è arrivata, quindi Fortunato, ma abbiamo un regista che si chiama Fortunato, in realtà i fortunati siamo noi ad avere lui come regista. Ecco. Insalatina veloce, quindi un finocchio, 2 aranci, noci, sale, pepe e olio, quindi quelli ovviamente quanto basta. Non vedo l'aceto. Non utilizziamo l'aceto. Guardi che non mi scappa niente, non è che mi preparo, guardi che io ho un occhio clinico, non mi scappa niente. Non utilizziamo l'aceto perché a mio gusto, a me non piace, quindi sostituisco l'acidità, diciamo, aggiungendo una salsa che in realtà non è una restrizione di succo di arancia. E se teniamo l'insalatina, diciamo, per servirla con della carne o comunque del pesce, la lasciamo così. Altrimenti, se vogliamo trasformare la nostra insalatina, diciamo, in un dolce all'ultimo secondo, aggiungiamo dello zucchero nella nostra restrizione di arancia e facciamo un simil caramello, se possiamo passare questo termine,
e andiamo a condire con quello. E invece l'altra arancia la utilizziamo tagliata a vivo, quindi andremo a togliere la buccia esterna ovviamente e anche la parte bianca, e andremo a metterla così a fette, diciamo a pezzi, all'interno della nostra insalatina. Quindi intanto credo che le noci siano già... Le noci sono giuste. Sì, sono già pronte. Allora le facciamo raffreddare. Sì, le spengiamo, esatto. Sì, le metto qui, le faccio raffreddare e le aggiungo a fine preparazione. Benissimo, allora intanto che lei va avanti abbiamo tagliato il finocchio finemente, noci tostate, adesso intanto iniziamo a preparare la salsa, giusto? Sì, quindi io preparo, iniziamo a preparare la salsa. Benissimo. Accendiamo sempre la nostra piastra. Mentre lei fa, io ho una piccola sorpresa per la nostra Teodora, che da qualche puntata ci sta seguendo. Allora Teodora, vieni un attimo, molla tutto lì, dopo abbiamo il nostro regista fortunato che ci monta delle immagini bellissime. Comunque voglio chiamarla perché giustamente ai neoarrivati insomma ci andrebbe l'applauso, ma non abbiamo il pubblico, quindi insomma, Teodora, raccontaci un po', lei è la nostra assistente qui in studio, com'è questa esperienza da dietro la telecamera? Bellissima, è un'esperienza da fare e niente, me la godo anch'io comunque a vedervi all'opera, e è una cosa veramente molto molto bella e interessante, anche perché poi scopri delle cose che non sapevi e che sono sempre utili. Guardatela bene perché è bella in forma, magrolina, però poi qua, come tutti i nostri cameraman registi, quando si finisce, quindi fra qualche mese non la vedrete più così, no, scherzo, ovviamente, scherzo. Grazie, ora va ad aiutare il nostro regista, vai alla tua postazione. Allora abbiamo messo, vediamo se la camera dall'alto ci aiuta, abbiamo messo il succo d'arancio. Eccolo qua, esatto, il succo d'arancio, un po' di zucchero visto che metteva. Io ho messo un po' di zucchero perché a me, di solito no, io odiando l'aceto non lo utilizzo. Vedi che ho toccato, qua ho spento, ecco. Benissimo, al massimo riesco un attimino ad accettare se c'è della glassa di aceto balsamico. Benissimo. Quindi in realtà io riproduco una simil consistenza, ora magari per questioni di tempo è un po' difficile, però ci proviamo. E vado poi a condire. Beh, la consistenza noi la potremmo regolare anche proprio con l'aggiunta dello zucchero stesso, quindi infatti, più zucchero aggiungiamo alla nostra, al nostro succo che si sta riducendo, più ovviamente la ricetta, cioè questa salsina diventa cremosa, diventa uno sciroppino, se vogliamo chiamarlo così. Lì sta pelando a vivo, vedo la nostra arancia, esatto. Sì. Ovviamente questa riduzione, lo dico perché piace molto anche a me fare le riduzioni in cucina, sia di vino, di qualsiasi cosa, vengono bene se vengono fatte lentamente. Sicuramente non è una cosa che si fa nei tempi di una trasmissione televisiva, però voglio che apprezziate una cosa della nostra Arianna, che tutte le ricette le fa dall'inizio alla fine in diretta, quindi fino ad oggi non abbiamo, poi magari in futuro qualcuna può darsi che capiterà, però fino ad oggi c'è sempre, potremmo anche cambiare il nome della trasmissione in ricette in 15 minuti, perché fino ad oggi non ha mai tirato fuori, come fanno tutti, da sotto il cassetto qualche ingrediente segreto, qualche passaggio già fatto. Noi abbiamo visto tutto grazie alle nostre telecamere dall'inizio alla fine, quindi questo è sicuramente un complimento, non tanto perché è brava e si ricorda tutti i passaggi e non sbaglia mai, però anche perché in effetti le ricette vuol dire che sono molto molto semplici. Qua forse si sta asciugando un po' troppo, quindi c'è ancora un po' di succo appena sì. E spengiamo, così siamo tranquilli. Eccolo qua. Benissimo. E ci siamo. Allora io nel frattempo ho pelato la mia arancia a vivo e mi tengo 2 o 3 fettine per decorare, e le altre invece le faccio a spicchietto e le aggiungo subito al mio composto di finocchio in questo caso. Appena metto l'arancia, ovviamente io la metto quasi subito così da far rilasciare tutto il suo succo, e poi vado ad aggiungere del pepe bianco, perché mi piace molto questo contrasto, mi fa veramente, mi piace moltissimo, è abbastanza, diciamo, strano che io utilizzo il pepe, però in questa preparazione
mi piace. L'impiattamento della nostra ricetta, quindi finocchio tagliato sottile, diciamo a julienne, se volessimo dirla in questa maniera, l'arancio tagliato a vivo, le noci, vedo che sta mettendo, riepilogo io, del feltrino, le noci del feltrino, perché sì, in effetti per tutti gli amici che ci seguono anche da casa o via radio, la noce del feltrino, Feltre in provincia di Belluno, è una noce molto particolare. Devo dire che ce ne sono molto poche, cioè sono molto famose, però come il pistacchio di Bronte, come il fagiolo di Ramo, ce ne sono molto poche, ma sono di una qualità talmente alta, probabilmente proprio per questo finiscono subito quando si inizia la raccolta. Quindi aggiungiamo un po' di olio. Le noci, voglio ricordare, le abbiamo tostate per qualche minuto su una padella. Fate attenzione se la tostate in padella le noci, perché giustamente si possono bruciare, quindi se volete stare più tranquilli fatelo in forno. Aggiungiamo un po' di olio, un po' di sale, un pizzico di sale, sì. Mischiamo bene con questo primo condimento. Adesso io, che sono un rompiscatole riconosciuto e riconoscibile, direi qui ci stava bene un paio di chicchi di ribes o di melograno. Non ce li abbiamo. Allora facciamo senza. Adesso dobbiamo fare una petizione perché la prossima volta ci prendano anche i chicchi di ribes o di melograno. No, dai, scherzo ovviamente, però sicuramente un tocco, questo per dire cosa, che un tocco cromatico di rosso probabilmente dava un tocco anche più elegante al piatto. Ok, ora vado a mettere la mia restrizione di arancia che avevo fatto prima. Bellissimo. Sì. Che gli dà un bel caratterino, e diciamo anche un po' un agrodolce, no? Mm-hmm. E poi andiamo a mettere un altro po' di noci sopra, che fanno sempre, insomma, quando si trovano i pezzettini croccanti all'interno di un'insalata, sono sempre ben graditi. E poi vado ad aggiungere le mie 3 fette di arancia che mi sono tenuta per ultime. Per lasciare un po' di colore, diciamo, nella parte più alta dell'insalata. Anche perché queste, non essendo state mescolate con l'olio e con gli altri ingredienti, avranno un gusto più d'arancio vero e proprio, insomma, quindi anche più caratterizzante rispetto alla ricetta. Abbondiamo con le noci. Benissimo. E siamo pronti. Allora, grazie Arianna anche per questa ricetta. Noi ci ritroviamo ovviamente domani sulle frequenze di Veneto Globe, sulle frequenze anche di Radio Conegliano. Per gli amici che sono un po' più pratici con internet, potete seguirci anche in streaming sui nostri siti web e anche sui social network, Twitter, chi più ne ha più ne metta. E adesso stiamo cercando anche di mettere i contributi, le nostre ricette, metterle su un canale dove potete rivedervele con calma anche la sera quando tornate a casa o quando siete più tranquilli. Grazie a tutti, appuntamento domani, mezzogiorno con Mirko. Grazie Arianna. Ciao. Andiamo a Barcetto oggi.